Candidati nella circoscrizione Veneto 1 nei collegi plurinominali della Camera e Senato, il partito Alternativa per l'Italia di Mario Aldinolfi, del Popolo della Famiglia, e Simone Di Stefano, ex vicepresidente di Casa Pound, punta la campagna elettorale sui temi della famiglia tradizionale. Il reddito di maternità è stata una proposta politica del Popolo della Famiglia, quindi già deriva dal DNA di Maria Dinolfi, è stata contenuta e presentata all'interno del programma delle elezioni del 2018, deliberata poi con una formula di disegno di legge di iniziativa popolare nel documento politico conclusivo della Croce di Camaldoli, sempre nel 2018. Che cos'è il reddito di maternità? E prima di tutto partiamo da una lettura del testo di disegno di legge, così come denominato in Corte di Cassazione. È un'istituzione di un'indennità delle madri per le madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare. Si costituisce l'indennità di maternità per le mamme lavoratrici all'interno della famiglia, che è un'indennità pari a 12.000 euro annui netti, privi di carichi fiscali o previdenziali. È riconosciuta su richiesta da avanzare al comune di residenza alle donne mamme e cittadine italiane. Tra le altre proposte, un sostegno alle persone invalide. Assolutamente un innalzamento del tetto minimo pensionistico a 1.000 euro per quanto riguarda i disabili e gli anziani. Ecco, ricordiamoci di quello che sono le nostre radici, cioè i nostri anziani. I nostri anziani attualmente vivono in condizioni di fortissima indigenza, anche questo lo vediamo quotidianamente nei titoli di giornale. In Italia vediamo che ci sono disabili di serie A e di serie B, perché le leggi in riferimento alla disabilità variano anche da regione a regione. Ultimamente ho avuto modo di ascoltare più disabili sparsi un po' e là per l'Italia, vedo delle differenze importanti, tanto da portare a una vera e propria discriminazione. L'essenzialità dell'aumento del tetto minimo pensionistico anche per quanto riguarda la disabilità è una questione veramente semplice, essenziale, che permette al disabile una vita più dignitosa.